Brexit e dazi americani preoccupano non poco i produttori del Prosecco, una realtà da 400 milioni di bottiglie negli 86.000 ettari veneti vitati in gran parte al bianco leggero e frizzante che sta seriamente intaccando il primato dello champagne. Un prodotto che traina non solo l'agricoltura veneta italiana con un export che incide nel PIL nazionale, ma alimenta una filiera di imprese che vanno dal metalmeccanico all'edilizio, contribuendo a far rientrare il tasso di disoccupazione nei nostri territori. Ecco perché, ad esempio, l'effetto Trump potrebbe sentirsi e non poco dalle nostre parti. Queste scelte potrebbero comunque mettere in difficoltà quelle che sono le importazioni in quel paese. Il mercato americano non è l'unico ad impensierire le nostre cantine. Per quanto riguarda l'Inghilterra con la Brexit, questo potrebbe portare a un innalzamento di quelle che sono le barriere e i dazi all'importazione del nostro prodotto, ci potrebbe essere una maggior svalutazione della sterlina che potrebbe comunque mettere in difficoltà queste che sono le esportazioni a un mercato prioritario. Per il presidente veneto di Confagricoltura bisogna non tanto continuare a soddisfare la quantità, quanto a puntare alla qualità per sostenere il prezzo. Cioè creare un'aspettativa nel consumatore, cioè che va a bere un prodotto che comunque è capace anche di trasmettere determinate emozioni. Infine, conclude il presidente Giustiniani, non bisogna dimenticare che nulla è per sempre. Il Prosecco oggi sta dando dei successi, ha un successo di mercato importante e comunque abbiamo un territorio vocato a questa cultura, ci possono essere anche altre coltivazioni.